Abbiamo qui con noi Ballardin, giovane giocatore del Tiene, giovane? Mi sembra di sì, no? Che purtroppo deve subire l'intervista dopo questa partita che non è andata proprio come sperava il Tiene. Dimmi che impressione ti ha fatto la partita e soprattutto cosa pensi di questo Requaro che era relegato praticamente quasi in fondo alla classifica. Sicuramente non è la partita che dovevamo fare, questo non è il Tiene che conosciamo e che conoscono gli avversari, insomma. E sicuramente il Recoaro, secondo me, nonostante la posizione in classifica, è probabilmente una delle squadre più esperte, e quindi lo sapevamo, però stasera la partita, sicuramente hanno giocato una buona partita del Recoaro, ma la partita non l'abbiamo fatta noi. Effettivamente diciamo che ho visto un Tiene che giocava molto in velocità, però non riusciva a entrare in area, continuava a girare piuttosto largo. Io penso che un po' di merito è stata anche della difesa del Requaro, che è stato molto, molto presente in difesa. Sì, sicuramente il Recoaro ha fatto una buonissima partita, nulla da togliere alla squadra del Recoaro. Noi siamo stati abbastanza inconcludenti e non abbiamo creato il pericolo adeguato che dovevamo portare alla porta di Zanfi. Per voi non cambia la prospettiva, penso che il vostro obiettivo sia i playoff con le squadre, funziona così mi sembra, due squadre o tre squadre del primo girone, tre squadre o due squadre, le prime quattro, ecco appunto. Quindi voglio dire, sinceramente io posso confermare che siete una squadra ben attrezzata per tentare di andare in A1. Penso che sia anche il vostro pensiero e soprattutto il vostro desiderio. Sicuramente lavoriamo tutte le settimane per vincere, è il nostro obiettivo, è importante è cancellare questa prestazione e da domani ripartire con la testa giusta per portare avanti gli obiettivi che ci siamo prefissati. Ti ringrazio e vi faccio gli auguri per il resto del campionato e ti saluto. Grazie.